streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino. Qui con me c'è il direttore di Street News Magazine, Davide Napoletano. Finalmente, direttore, l'intervista a lei. In questa occasione particolare, meravigliosa, una circostanza che unisce sport all'arte e alla solidarietà. Quanto è importante essere qui oggi? Oggi è una bellissima partita, soprattutto perché ricordiamo il mitico Andrea, un ragazzo eccezionale, anche un bravissimo artista che io porto sempre nel cuore, che con Andrea e grazie a Gennaro Spizzuco della Hollywood io comunque ci ho collaborato anche con loro quando all'epoca facevo l'animatore per i bambini, quindi non dimentico mai nemmeno il mitico e grande Andrea. Sì, quindi Andrea è un grande amico, c'è qualche aneddoto che ricordi, qualcosa di simpatico per ricordarlo? La cosa bella di Andrea è che aveva sempre il sorriso sulle labbra, guarda. Quindi ogni volta che ero con lui, anche una giornata triste, con Andrea la passavi stupenda, meravigliosa, sempre col sorriso sulle labbra. E sicuramente è anche qui oggi con noi, infatti c'è un sole meraviglioso, una giornata stupenda, quindi sarà sempre nei nostri cuori. Direttore, lei adesso, come tutti, ci potrebbe fare un saluto per tutti i lettori di Street News Magazine, proprio lei deve. Certo, allora saluto tutti gli amici e i lettori di streetnewsmagazine.it, salutiamo anche il nostro cameraman e giornalista Antonio Spiezia, oltre a salutare la mitica Margherita Saporito e salutiamo anche tutta la redazione di streetnewsmagazine.it, mando un abbraccio forte a tutti, ma soprattutto un bacio e un abbraccio grande al mitico Andrea, sempre nel mio cuore. Grazie, bacio, grazie.